che sia una giornata importante. Si sono mosse a favore di questo progetto, di questa iniziativa, numerose personalità che contano, e pertanto ritengo che siamo sulla strada giusta e che finalmente si possa avviare un progetto importante che ci permetta di problema che stiamo perdendo ogni anno il pubblico presente allo stadio. Quando io sono arrivato 22 anni fa, e non è che sono arrivato in un momento in cui la squadra andava benissimo, Zico era già andato via 2 o 3 anni prima, i risultati sportivi erano deludenti, eccetera eccetera. Comunque io ho ereditato la società con 22.000 abbonati, mediamente venivano 3.000-4.000, 5.000 paganti, e quindi c'era una presenza costante di circa un 26-27.000. Non parliamo delle partite di cartello dove si faceva tutto esaurito. Sarebbe riduttivo e sarebbe errato parlare che i tempi sono cambiati, che le televisioni hanno eroso la presenza nello stadio, perché uno preferisce vederlo per televisione. Tutto questo è falso, perché lo dimostra il fatto che gli stadi in altri paesi tipo Inghilterra, Spagna, Francia eccetera sono tutti pieni. Il presidente Pancalli, che è appunto il presidente del comitato e che ringrazio di cuore del comitato per gli stadi, è un comitato ministeriale che organizza, raccoglie i fondi eccetera eccetera per lo sviluppo, quindi anche il governo si è reso conto che il problema esiste e quindi promuove la possibilità appunto di realizzare questi nuovi stadi eccetera. Quindi lo ringrazio di cuore che è venuto eccetera. Quindi non è un'utopia, è una cosa che si può fare. E ora voglio toccare un altro argomento. Ho qui il Presidente, sono onorato di avere qui il Presidente della Regione, il quale mi sono da un altro lato dispiaciuto che si è voluto a mezzo stampa strumentalizzare una situazione che chi mi conosce sa perfettamente che sia un uomo che non ha nessun collegamento politico, ho le mie idee, voto come voi, però non sono un politico praticante e non ho avuto mai nessun collegamento specifico. Il Presidente Illy si è interessato della vicenda più di un anno fa, perché il tempo passa. Eravamo in una situazione veramente critica. Noi dovevamo andare a giocare a Bologna, non c'era via di scambio. Adesso noi parliamo del progetto del nuovo stadio. Quando noi abbiamo presentato la cosa al comune, quanti soldi ci vogliono? Ci vorrà un 100 milioni. 100 milioni si parlava, no? Dove sono i 100 milioni? Lei, signor Sindaco, non si preoccupi, i 100 milioni noi li troviamo. Importante è poter superare tutte le fasi burocratiche per poter realizzare l'opera. Noi dopo reperiamo i fondi, le risorse e facciamo il lavoro.
Poi tutta una cosa, vantaggio che adesso non sto a tediare nessuno qui, perché poi c'è altre persone che devono parlare e ci saranno poi i giornalisti che vorranno sapere qualcosa. Ecco. E quindi non è una questione di risorse economiche. Noi, con uno studio molto approfondito, molto articolato, molto complesso, abbiamo trovato tutte le risorse e non c'è nessun problema. Se domani mattina il comune fosse in grado di dire ok, avete tutte le licenze, noi domani mattina possiamo parlare. Devo dire che ho ritenuto in quell'occasione di fare soltanto gli interessi della collettività friulana e di tutta la regione, perché l'Udinese Calcio è anzitutto una grande squadra, è l'unica di Serie A che abbiamo in tutta la regione, poi è una grande società che non solo gestisce la squadra, che consente ai tanti appassionati di soddisfare le loro esigenze sportive, ma è anche una grande società che crea ricchezza a favore della regione, del Friuli Venezia Giulia, e tra l'altro anche a favore delle casse della regione intesa come ente. Per questo motivo intervenni molto volentieri, trovando una soluzione direi abbastanza agevole, che è consistente nel utilizzare temporaneamente delle risorse che erano già allocate a favore del Comune di Udine per sistemare lo stadio in metodo completamente a norma, risorse che poi, come ci impegniamo a fare, sono state riallocate a favore del Comune per acquistare il cinema Odeon, ecco, per sapere anche di che cosa parliamo. Oggi, superato quel problema, siamo di fronte a un progetto nuovo, io direi bellissimo, che mi piace per due aspetti, fondamentalmente milioni di euro. È stata coinvolta la società regionale Friulia, la nostra finanziaria e holding. Sono lieto che abbia dato il suo contributo per studiare sul piano economico-finanziario l'investimento, il suo ritorno, la sua sostenibilità, e abbiamo sentito poco fa che il risultato è positivo. L'amministrazione regionale, su richiesta del sindaco di Udine Cecotti, in vista di importanti impegni sportivi dell'Udinese Calcio e in vista quindi di una necessità di modificare, di mettere ulteriormente a norma lo stadio, si era già impegnata con un importo di 30 milioni di euro proprio per realizzare queste ulteriori opere. Ovviamente l'amministrazione regionale conferma questo impegno, che non andrà più soltanto a favore dello stadio così com'è, per cambiarlo in maniera molto limitata, ma a favore di un progetto che è molto ma molto più significativo, più importante. E quindi credo che proprio da questa collaborazione complessa, perché riguarderà ovviamente l'Udinese Calcio, il Comune di Udine, un partner commerciale con il quale sono già stati avviati e spero anche adeguatamente approfonditi i contatti, e quindi un'operazione complessa. La Regione, oltre che da cofinanziatore dell'operazione, penso che l'intervento finanziario andrà a favore del Comune di Udine, che poi interverrà direttamente nella realizzazione del nuovo impianto. Si propone anche come facilitatore proprio per affrontare sia la complessità finanziaria dell'operazione che anche la complessità burocratica, perché mettere assieme tanti soggetti, tanti partners per realizzare un progetto che è molto bello ma anche molto complesso non sarà proprio facile, ma noi faremo di tutto per facilitarlo e quindi per fare in modo che diventi una realtà a beneficio ovviamente del Comune, della provincia di Udine, di tutto il Friuli, ma io dico dell'intera regione Friuli.